Siamo molto contenti quest'anno, la rassegna Musica d'estate in arte e bellezza nel 2024 diventa la musica nel sacro, un vero e proprio festival. È la prima edizione 2024, anche quest'anno 13 concerti, cominceremo il 7 luglio nell'antica Pieve di San Pietro di Feletto e arriveremo il 20 ottobre nel Duomo di Pieve di Soligo. Una bella collaborazione, promossi dall'Istituto Beato Tognolo Le Vie dei Santi, insieme alla Piccola Orchestra Renta, i solisti della Piccola Orchestra Renta diretti dal maestro Nadai, anche in collaborazione a Valdobbiadene e con gli Amici della Musica, a San Medemiano con l'Istituto Musicale locale, e noi in questo senso, in questa veste, vogliamo valorizzare al massimo le nostre chiese, il patrimonio straordinario dal punto di vista spirituale, artistico, religioso, monumentale del nostro territorio UNESCO, e dall'altra parte la musica sottolineata, la musica alta, la musica profonda, la musica di eccellenza, la musica di qualità, soprattutto con straordinari, giovanissimi nuovi interpreti. Sono quei talenti che ci hanno fatto compagnia durante l'estate 2023 e che in questa estate 2024, con il primo festival La Musica del Sacro, saranno sicuramente e nuovamente protagonisti.